ma meglio credono nel labirinto che sono tutti quelli che sono studi universitari. Dunque non è che noi dobbiamo dimenticarci della presenza di studenti universitari di aula e di studenti liceali, dobbiamo pensare che la biblioteca sia solo un luogo dove vengono distribuiti libri o dove uno può andare a consultare delle riviste, perché allora non serviva a fare una biblioteca a cavolo 400 metri quadrati più grandi di quelle di San Donà di Piave, per esempio, forse potevamo accontentarsi di qualcosa di più economico e di più anche pratico. Comunque sia, bisogna anche io vorrei chiedere all'assessore, per esempio, queste 5 unità che lavorano nella nostra biblioteca dove abitano e sono edini di Caule, abitano in altri comuni. Non vorrei che gli orari della biblioteca di Caule fossero dettati in base all'orario, per esempio, del Corriere che li porta al loro domicilio. Scusi, così capogruppo no, allora i dipendenti della biblioteca di Caule sono dipendenti comunali, rispettano precisamente quello che è l'ordine dell'amministrazione, per cui arrivano e vanno via secondo dei criteri che sono tentativamente di uscire in questo caso al servizio dell'amministrazione. Nella contraddizione che lei dice, mi sono spiegato male io ho solo detto che sono dati oggettivi, numerici, che non ho preso io, ma l'ha preso la macchinetta elettronica, che dice che non è vero, come voi sostenete, che in orario dalle 14 alle ore 12 o alle 14 non ci sia movimento perché la gente va a mangiare. Questo dimostra il fatto che ci sono state 42 presenze quotidiane per una media settimanale di più alta, evidentemente, che fanno sì, che dimostrano che quello che voi sostenete non sia vero. Inoltre la questione della fruizione dei servizi degli studenti, sono stato anch'io uno studente, è stato anche lei e molti di questa sera siamo stati studenti universitari e sappiamo che la biblioteca offre molti servizi, come noi utilizzavamo le biblioteche di Padova piuttosto che di Trieste, piuttosto che era probabilmente un utilizzo diverso, che non era quello della consultazione del libro, non c'è nulla di male in questo, ben inteso, anzi, ok? Però la consultazione della biblioteca è un servizio che si dà alla collettività tutta e quindi le presenze settimanali, io adesso vado a recitarle, giusto perché si abbia chiaro che non c'è un intento, ok? Nei giorni con orario continuato hanno utilizzato la biblioteca dalle 12 alle 14 2.908 utenti, che fanno una media di 41 persone per volta e in questi 6 mesi. E attenzione, la cosa interessante che dicevo all'inizio, le 24.000 presenze dal 31 marzo ad oggi ed inoltre la cosa ultima che veniva fuori era questa qui, i prestiti che sono assolutamente aumentati. Cioè io dico qui, anzi poi dice in via Gramsci gli studenti, voi dite prima gli studenti erano utilizzando più la biblioteca, no? Quando era in via Gramsci. Il dato oggettivo dice che esattamente raddoppiato l'utilizzo degli studenti in questa biblioteca. Allora, se prima erano 12 oggi sono 24, non si capisce come mai questa biblioteca non funzioni. O come dire, tentativamente possiamo sempre migliorare, bisogna fare i conti con quello che è il bilancio, con quelli che sono i costi, e quindi il suggerimento che lei dà, che voi date, è un suggerimento che noi terremo presente, dovremo fare solo avere il quadro di quello che è anche il bilancio, per cui gli orari molto spesso non coincidono, oppure non coincidono con i costi. Cioè, se io faccio più ore nella biblioteca, a meno che sia possibile, a meno che io non debba assumere altro personale che non lo posso fare, significa che devo spendere molto di più e quindi questa cosa per sé non funziona come i bilanci di oggi. Grazie Assessore. Consigliere Fabro, prego. Una domanda all'Assessore Alberto. Il conteggio delle presenze, dico dalla sua risposta che viene fatta attraverso una macchinetta. La macchinetta è quella dell'antipaccheggio che è stata posta all'entrata, perché se il numero di presenze è dato dal numero effettivamente di passaggi attraverso la macchinetta in entrata, potrebbe essere che una persona magari nell'arco di 2 o 3 ore di studio esca al massimo
sigaretta o a prendere buttata d'aria un paio di volte, quindi magari viene portata 3 volte la stessa persona. Su questa risposta non sono preparato, però le informo che è una tecnologia che si chiama RFID, okay? Una tecnologia che ha anche un sistema di antipaccheggio, ma credo, se non ricordo male, che vada oltre, cioè è un sistema informatico capace di misurare la presenza reale nella struttura, per cui io se vado dentro 5 volte perché devo fumare una sigaretta, perché devo prendere il pane, non vengo contato 10 volte, ma 10 una volta. Grazie Assessore. Diamo ora risposta alla terza interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zannoni. Danno d'immagine da parte di Goletta Verde nei confronti del turismo di Caoli. Risponde il Sindaco. In relazione all'interpellanza presentata alla lista civica per il cambiamento avente l'oggetto danno d'immagine da parte di Goletta Verde nei confronti del turismo di Caole, in conseguenza degli articoli comparsi sulla stampa e anche in alcuni servizi radiotelevisivi a partire dalla data del 12 agosto 2012, al fine di valutare se sussistono degli elementi di fatto in diritto sufficienti per determinare la sussistenza del disvalore penale, nonché la conseguente richiesta di risarcimento del danno, attesa la limitatezza temporale sussistente tra la presentazione dell'interpellanza e il dialogo Consiglio Comunale, al fine di pervenire a una risposta che sia allo stesso tempo completa e corretta, è risulta necessario approfondire la tematica sotto i diversi profili testati richiamati, per cui sarà data la risposta definitiva in sede del prossimo Consiglio Comunale. Passiamo ora al secondo punto dell'ordine del giorno. Approvazione verbale sedute precedenti. Favorevoli? Unanimità. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. Ratifica deliberazione di giunta numero 168 del 2 agosto 2012 ad oggetto variazione numero 2 in via d'urgenza bilancio di previsione. Relazione al Sindaco. La deliberazione della Giunta Comunale numero 168 del 2 agosto 2012 ha ad oggetto la variazione numero 2 in via d'urgenza bilancio dell'esercizio 2012. In copia viene costituita in allegato numero 1 la presente deliberazione. La citata deliberazione è stata assunta in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 42,4 del decreto legislativo 267 del 2000 ed è conseguentemente da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. Ravvisata la sussistenza dei motivi di urgenza posti a fondamento su detto provvedimento e visto il parere favorevole espresso in merito dal revisore dei conti in data 20 settembre 2012 in copia costituisce allegato 2 presente atto, si chiede al Consiglio Comunale di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione di Giunta Comunale numero 168 del 2 agosto 2012 avente all'oggetto la variazione numero 2 in via d'urgenza al bilancio dell'esercizio 2012. Ci sono interventi? Prego, Capogruppo Borini. Grazie Presidente. L'argomento riguarda una variazione e, se ho ben capito, comporta anche una presa d'atto del fatto che era uno stanziamento iniziale previsto per quanto riguarda gli oneri di organizzazione che poi è stato rivalutato in considerazione di un eccesso nel versamento degli oneri. Quindi per una cifra di 150.000 euro bisogna tornarli. Questo lo rinvengo nel parere del dottor Striuli rispetto alla variazione. Mi chiedo come mai siano stati versati in eccesso questi oneri di urbanizzazione e all'amministrazione di poter chiarire in questa sede. Consigliere Fabra, prego. A integrazione delle richieste del mio capogruppo, allora, nel titolo primo entrate
tributarie, c'è una variazione in riduzione relativa a proventi di cessione quote societarie. La previsione iniziale era di 780.000, era una riduzione di 2,70. Questa è l'ultima. Scusa. Successione libera. Adesso risposta al sindaco per rispondere a quello Polvorino. Prego. Allora, effettivamente si tratta di una cifra di 150.000 euro relativa a degli oneri di urbanizzazione che i privati hanno versato e che oggi l'amministrazione deve restituire per i motivi che spiego. In sede di fine dell'iter che porta per una pratica amministrativa al rilascio del permesso a costruire, nel momento in cui il privato va a ritirare il permesso di costruire, versa gli oneri di urbanizzazione in vista dell'inizio lavori. Quando il privato poi nel mentre di questa procedura ritiene di non dover per motivazioni sue portare a termine questo iter, in questo momento sostanzialmente si interrompe l'iter e il permesso di costruire torna in scadenza e gli oneri di urbanizzazione vengono restituiti dall'amministrazione in quanto previsto dalla legge. Se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti il terzo punto. Prego, Campo di Commisso. Io scuso, ovviamente interrotto per quello prima. Ero convinto dell'osservazione che ha fatto il consigliere Paolo fosse attinente a questa variazione. Comunque vorrei, signor Sindaco, fare un po' di voto e risposta a alcune domande che chiederle, se è possibile fare una volta per evitare che ormai si dimentichi. Ecco, la prima proprio era questa dell'avvenuta cessione, mi pare previsto un incasso di 780.000 euro per la cessione delle quote ATO, giusto? E non si capisce se sono state effettivamente cedute per il 36% in meno, circa il 5%, non ricordo il numero, o se non sono ancora state cedute, ossia si mettono in vendita per questa nuova cifra. Prego, consigliere Paolo. Sono stato traviato, in realtà stavo leggendo la variazione giusta. Allora, il capogruppo commisso quindi ha fatto la domanda che avrei voluto fare io, aggiungo un'altra questione. Più sotto, sempre nel titolo primo tributarie, titolo terzo, scusate, entrate, trasferimenti in conto capitale dalla regione. Vi sono i 249.134 euro destinati alla realizzazione del nuovo mercato ittico. A questi si sommano una pari cifra di 249.134 contributo Unione Europea alla realizzazione del nuovo mercato ittico. Insieme entrambi i contributi assommano a circa 500.000 euro. Sappiamo che però per completare il mercato ittico mancherebbero circa 400.000 euro, perché complessivamente i lavori di completamento sono stati stimati per un costo di 900.000, almeno leggendo le notizie di stampa, o comunque i dati presenti nelle delibere precedenti. Quindi si chiede dove e come l'amministrazione comunale pensa di reperire questa cifra piuttosto consistente necessaria al completamento del mercato ittico. Prego, un Polvorino. Per poi consentire anche una risposta unitaria a tutte le varie richieste di chiarimenti. Mi risulta che poi altro elemento che ha portato alla variazione sia stato uno storno di fondi per quanto riguarda il settore sociale per complessivi 94.000 euro. Se sono stati stornati fondi e di fatto poi vi sia stata l'integrazione degli stanziamenti di spesa per il settore in questione solo per 21.100 euro, cosa è
stato tolto al settore in questione. Grazie. Se non ci sono altri interventi, lascio la risposta al Sindaco. Allora, in risposta al capogruppo commisso per la questione della TVO. La questione TVO e la precedente amministrazione aveva valutato la vendita e aveva deciso per la vendita delle azioni in proprietà del Comune di Cavolo all'interno dell'azienda. La TVO è stata indetta la procedura di evidenza pubblica e la procedura di evidenza pubblica non ha portato un risultato utile poiché nessuno ha partecipato alla medesima procedura. Attualmente la fase è ferma e questa amministrazione valuterà di farci quanto prima. Per quanto riguarda in risposta alla questione del contributo di 498.000 euro oggetto di intervento del consigliere Favolo, dunque si tratta di sostanzialmente in questa fase di una valutazione puramente tecnica, siamo andati a identificare qual era l'importo del contributo parte regionale e parte comunitaria ricevuta per 498.268,62. Per quanto riguarda il denaro mancante per il completamento del mercato ittico, effettivamente la somma ancora è in fase di determinazione. Per quanto riguarda invece le prospettive di questa amministrazione, l'amministrazione ha un paio di idee, stiamo coltivando entrambi, al momento sono a livello regionale, ma ciò che sicuramente diamo input quanto prima, perché l'ufficio ha già ricevuto la direttiva da parte della Giunta, è quella di mettere a bando intanto l'ultimazione di una parte dei lavori relativi al mercato ittico, proprio grazie alla copertura che abbiamo da parte dei 498.000 euro relativi ai contributi. Sarà possibile pertanto andare avanti nell'opera e arrivare al completamento degli impianti e sostanzialmente degli aree interni. Con la somma poi che si andrà a riferire per la differenza si darà acquisto per praticamente le attrezzature ai mobili d'ufficio, ciò che serve il completamento del funzionamento della struttura. Per quanto riguarda invece lo storno relativo al settore sociale, in realtà si tratta di una movimentazione interna allo stesso settore sociale. Il denaro non è uscito dal settore sociale, ma all'interno dello stesso settore vi sono state molte movimentazioni, ad esempio da una somma che era stanziata a livello di contributi per i cittadini è stata spostata ai servizi di assistenza domiciliari, quindi sostanzialmente un cambio di voci all'interno dello stesso settore, non è stato tolto quel settore. Grazie Sindaco. Capogruppo commisso, prego. Sì, grazie. Sindaco, forse io non mi sono spiegato bene, avevo chiesto come mai c'era questa riduzione del valore della TV? È solo perché sono andate vuote le prime asse e quindi di conseguenza si tenta di avere una somma minore. Le ricordo in particolare, signor Sindaco, che all'epoca di questa decisione era proprio l'indomani del referendum sulla privatizzazione dei servizi idrici e dei trasporti, e chiesi a questo Presidente del Consiglio Comunale di togliere quella vendita da giorno in giorno, perché evidentemente non sarebbe più stata appetibile al suo privato poter acquisire quelle quote che il Comune andava vendendo. Questa è la dimostrazione che ovviamente, non essendo appetibile al suo privato, nessun'altra organizzazione pubblica è in grado in questo momento di acquisire queste quote, di conseguenza, a mio avviso, varrebbe la pena di ritirare fuori la vendita, perché se dobbiamo a un certo punto regalare queste cose, è meglio che ce le teniamo in casa, no? Grazie, prego Sindaco. Allora, mi sembra dirigente che era una questione veramente contabile questa qui, nel senso che avendo destinato un avanzo di amministrazione per la copertura delle future spese che andremo a fare per la costruzione dei loghi che è stata spalmata negli anni 2013-2014, il fatto che è stata una riduzione della stima, salvo poi effettivamente andare a vendere concretamente, se si deciderà di portare avanti questa procedura, al prezzo che è realmente un valore di cui è la stima. Quindi se volete lo faccio spiegare al dirigente, che forse lo spiega meglio del sindaco. Se non è chiaro, ma...
si è concretizzata e si ipotizzava di non concretizzarla nella dell'esercizio. Ricordare che è stata anche lei, è stata prevista il finanziamento del cimitero nel biennio 2013-2014 con avanzo economico, ovvero con entrate correnti che superano rispetto alle spese correnti, in modo anche sostanzialmente virtuoso. Per mantenere l'equilibrio, avendo tolto una spesa dal 2012 per l'ampliamento del cimitero, è stata abbassata anche la previsione di entrata di vendite di beni patrimoniali. Nello specifico le aziende TV. Non significa che è stata abbassata la stima delle stesse, assolutamente. Scusate, anche la mia impreparazione e ignoranza in merito, da quello che ho capito, volevo chiedere a un dirigente il fatto di utilizzare i soldi che provengono dagli oneri, per esempio di urbanizzazione, le spese correnti, è una prassi consolidata, continua e comune, oppure è una eccezione in solo in particolari casi in cui i soldi derivati dagli oneri vengono gestiti per le spese correnti? Allora, c'è una percentuale per legge che per quanto riguarda l'estensione degli oneri di urbanizzazione possono essere destinati a una percentuale che non può essere destinata. La percentuale non la conosco, chiedo al dirigente. La percentuale di legge è sostanzialmente varia di anno in anno. Anni fa era ferma al 30%, poi era portata al 50, al 75%. Tuttavia è da almeno 2 esercizi che non usiamo neanche un centesimo di onere di spesa corrente. Quindi noi potremmo usare il 70% del computo oneri per le spese correnti, per legge. Allora, la legge ci consentirebbe di arrivare fino a un massimo 75%, questo è una regola vigente massimo ancora per quest'anno, per gli anni successivi, però è una regola di tipo equilibrio, nel senso che l'onere è per sua natura una straordinaria, non si ripete tutti gli anni, destinare le spese correnti all'ingresso libero sostanzialmente, non poco non è garanzia davvero. Negli ultimi 5 anni, per esempio, ogni anno è stato utilizzato gli ultimi anni, 2012-2011 neanche un centesimo. Che non ci sono stati oneri. Gruppo Commisso, prego. Sì, grazie. Allora, c'è un atteggiamento abbastanza strano da parte dell'amministrazione comunale relativamente ai finanziamenti che ottiene la Fondazione Causa Città dello Sport. Si guarda bene l'amministrazione quando fa il test della delibera ad evidenziare queste cifre, anche notevoli, che vengono messe a disposizione di questo fondo. Io mi ricordo l'anno scorso addirittura un stanziamento di 109.000 euro non fu neanche accennato sul test della delibera. Mentre si vede chiaramente che anche dei minimi spostamenti, 370 euro, vengono evidenziati nel testo. È un atteggiamento abbastanza diffuso. Nella stessa delibera di oggi, che stiamo discutendo adesso, c'è un stanziamento di 40.600 euro che non viene accennato assolutamente. Poi devo dire anche che c'è stato un atteggiamento che a dir poco vergognoso e pare che un complimento. Una delibera della vecchia giunta, fatta una settimana, 10 giorni prima delle elezioni, stanziava con uno storno dal fondo di riserva 30.000 euro e li ha dati alla Fondazione Causa dello Sport, senza che la cosa fosse risaputa se non ad elezioni terminate a metà maggio circa. Questa è a nostro avviso una cosa molto ma molto grave. Tra l'altro, essendo uno storno dal fondo di riserva, non ha neanche la necessità di passare attraverso la ratifica del Consiglio Comunale, per cui la cosa è passata sotto silenzio. E se lei controlla, mai una volta nelle delibere, da quando è stata istituita questa fondazione, questo fondo, come dire, non sente crisi. Non sente crisi. Si parte l'anno scorso con un fondo di 208.000 euro, si arriva a fine anno, io avevo calcolato 480.000 perché poi mi sono perso qualcosa, poi mi dice 600.000 euro. Quest'anno siamo partiti con 200 qualcosa, siamo arrivati a 360.000 euro.
Questo atteggiamento lo riteniamo molto, ma veramente vergognoso, perché quando si fanno questo tipo di variazioni, come giustamente mettete anche le minime variazioni di correzione, no? Vanno segnalate, perché sì, la cosa è legale, corretta, è legittima, perché la Fondazione ha un regolamento e quindi, però sono in sostanza fondi sottratti al controllo del Consiglio Comunale. Questi fondi vengono dati alla Fondazione e la Fondazione ne fa l'uso che il regolamento gli consente, però sono fondi, ripeto, che noi sappiamo che vanno, che dobbiamo chiedere documentazione, l'abbiamo chiesta, però chissà perché c'è questa Fondazione che non sente qui. Continuamente vengono dati questi soldi, ripeto, in maniera un po' puntata, non viene mai specificato, bisogna stare lì a vedere tutti i numeri per tirare fuori queste cose qua. Questo a nostro avviso è una cosa molto grave. Grazie. Prego, Sindaco. Allora, io in precedenza non so numeri e cifre prima del mio insediamento come sindaco. Per quanto riguarda invece quest'ultima movimentazione di cui è la variazione, posso dire che la scelta è stata effettuata per un semplice motivo: spesso l'organizzazione di eventi, di manifestazioni da parte dell'amministrazione comunale ha un costo impegnativo maggiore e di molto maggiore rispetto a quelli che può sostenere per la libertà di manovra che ha la Fondazione. Quindi questo è stato uno storno dei fondi effettuati proprio in questa ottica e per questo rilievo. Ci sono altri interventi? Continuo un po' di tempo delle osservazioni. Noto che c'è stato un aumento nel consumo di energia elettrica pubblica di circa il 20%, 18%. Vorrei sapere, dico anche l'ultima osservazione, c'è una riduzione degli interventi, in una voce di interventi assistenziali di 59.500 euro. Se si può sapere cosa sono i codici 1876. No, vi chiedo di ripetere un attimo l'importo relativo ai consumi e la voce che capitolo di spesa dove si trova. Allora, il capitolo di spesa, adesso non sono scritto, comunque parte da un iniziale 410.000 euro e attualmente sono 485.450. Sono relativi al consumo dell'energia pubblica, elettrica pubblica, della pubblica illuminazione e comportano un aumento del 18,4%. Adesso ve lo provo. Stiamo parlando del capitolo 1936. Si tratta dell'aumento dei consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione, i costi insomma. Sì, ma è noto anche che negli anni successivi non è stata corretta, è solo un aumento delle tariffe o è un aumento, perché il 18% non è che sia, sono 75.000 euro in più. Comunque è solo una domanda così per sapere con chiarezza. Dovrebbe essere in parte aumento di tariffe e aumento di consumo, dovrebbe essere. E invece relativamente, scusi Presidente, a quegli interventi assistenziali di cui al capitolo 1876 che chiedono una diminuzione di 59.500 euro,
Il problema è che mi sta saltando da una variazione a un'altra, quello che non riusciamo a trovare, era l'argomento successivo, no? Adesso lo devo spiegare. Stiamo saltando dalla prima variazione, quella vecchia, alla variazione che stiamo facendo oggi, per quello che non riusciamo a costruire la cosa. Mi dice il numero del capitolo che prosegue. Con il 1876 non fa parte della variazione di oggi, la vecchia variazione. Comunque nel 1876 altri interventi assistenziali che c'è stato oggetto quindi di... Allora qui un attimo. Allora, 204 meno 59.500. Allora si tratta di quella movimentazione a cui facevo riferimento prima, il taglio che deriva dei contributi per poter mettere la stessa somma sempre nell'ambito del settore sociale sull'assistenza domiciliare. Sono altri interventi? Mettiamo in voto il terzo punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? 5. Passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, modifiche e integrazioni. Relazione al sindaco. Con una deliberazione numero 17 del 19 marzo 2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU sulla base di quanto rimesso all'autonomia regolamentare degli enti locali dall'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011. Successivamente sono entrati in vigore l'articolo 91 bis del decreto legge 1 del 2012 in materia di agevolazioni per gli immobili di proprietà degli enti non commerciali, articolo 4 del decreto legge 16 del 2012 in materia di agevolazioni per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero. Ho ritenuto pertanto di apportare al citato regolamento le seguenti modifiche e integrazioni, resesi necessarie e opportune a seguito delle intervenute modifiche normative della prima applicazione pratica del nuovo tributo. La rubrica dell'articolo 2 è sostituita in definizione di fabbricato, area praticabile, terreno agricolo e abitazione principale e sono aggiunti i commi seguenti. Comma 3. L'abitazione principale si intende quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di lavoratore finanziario o socio segretario di cooperativa proprietà indivisa ha stabilito la propria residenza e vi dimora per la maggior parte dell'anno. Tale ultimo presupposto sarà desunto anche tramite la verifica dei consumi relativi ad acqua, gas ed energia elettrica, sulla base dei dati forniti dagli enti gestori o richiesti direttamente ai contribuenti da parte dell'ufficio accertatore. Comma 4. Le agevolazioni per l'abitazione principale per le relative pertinenze si applicano anche qualora i componenti del medesimo nucleo familiare che già ne godono in un altro comune abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica nel comune di Caole per documentate esigenze di lavoro. La rubrica dell'articolo 4 è sostituita in agevolazioni e sono aggiunti i commi seguenti. Comma 2. L'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale si applicano altresì all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che dette unità immobiliari non risultino locate nemmeno stagionalmente e limitatamente ad un immobile nel territorio dello Stato. Comma 3. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e comunque successivamente alla presentazione della relativa dichiarazione.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario e alleghi idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000, allegando idonea documentazione e indicando le motivazioni dell'inagibilità o inabitabilità ai fini del successivo controllo. All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente, comma 2. Sono altresì esenti dall'imposta i fabbricati e parte di essi destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto, condizione che siano posseduti da enti non commerciali, pubblici o privati, ovvero da onlus. Detta esenzione si applica anche nel caso in cui il possessore e l'utilizzatore siano soggetti di cui nel periodo precedente, anche diversi, a condizione che l'utilizzo dell'immobile avvenga a titolo gratuito con contratto di comodato registrato. All'inizio dell'articolo 7,4 è aggiunto l'inciso ufficio O. Dopo premesso si chiede al Consiglio Comunale di approvare le modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale proprio espressa in premessa. Di dare atto che il regolamento è pertanto aggiornato nel testo costituente allegato alla presente deliberazione, di dare atto che tale regolamento è effetto ai sensi di legge del 1 gennaio 2012. Qualche intervento? Nessun intervento. Mettiamo ai voti il quarto punto all'ordine del giorno. Favorevoli? 12. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5. Passiamo ora al quinto punto all'ordine del giorno. Imposta municipale propria, ulteriore definizione aliquote per l'esercizio 2012. Relazione al sindaco. La deliberazione numero 3 del 27 febbraio 2012 ha ad oggetto l'imposta municipale propria, determinazione aliquote per l'esercizio 2012 e definizione agevolazioni. Alla luce del versamento della prima rata del conto, l'iniziale stima di gettito dell'IMU deve ritenersi sostanzialmente congrua, ma in seguito a ulteriori consistenti riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio, stimati in euro 461.000, di cui euro 969.000 ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 95/2012, cosiddetto decreto spending review, oltre a maggiori esigenze di spesa altrimenti non risolvibili, si rende necessario ridefinire le suddette aliquote. Visto l'articolo 13, comma 6 del decreto legge 201 del 2011, convertito in legge 214 del 2011, che prevede che con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97 è possibile incrementare l'aliquota di base dell'IMU nella misura massima dello 0,30% e visto che l'articolo 13 del decreto legge 201/2011, ai sensi del quale per l'esercizio 2012 è consentito variare le aliquote dei tributi locali entro il 30 settembre con effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso, e dato atto che con la deliberazione richiamata l'aliquota base dell'IMU è stata oggetto di incremento nella misura dello 0,15% e che si rende ora necessario per garantire l'erogazione dei servizi essenziali e per il generale mantenimento dell'equilibrio di bilancio, vedere un ulteriore incremento nella misura dello 0,04%, ritenuto comunque di confermare la riduzione dello 0,10% dell'aliquota IMU incidente sulle abitazioni principali. Tanto premesso si chiede al Consiglio Comunale di stabilire l'incremento dell'aliquota base dell'IMU nella misura dello 0,19% con effetto dal 1 gennaio 2012, di dare pertanto atto che l'aliquota complessiva dell'IMU ordinaria è dello 0,95%, di cui lo 0,38% è di esclusiva competenza statale, di confermare l'applicazione dell'aliquota nella misura agevolata dello 0,30% le abitazioni principali e relative pertinenze ed eventuali immobili assimilati nei limiti e secondo la definizione dell'articolo 13, comma secondo del decreto legge 201 del 2011.
Dare atto che la presente legislazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, rispetto dei termini delle modalità di cui all'articolo 13, ma 15 del decreto legge 201/2011. C'è qualche intervento? Nessun intervento? Capogruppo Borimpresa. Grazie Presidente. Sostanzialmente, pur prendendo atto che ci sono delle questioni, come dire, tecniche che motivano l'adozione di questa delibera da parte dell'amministrazione, si ritiene però di non condividere i presupposti che stanno al fondo della scelta di aumentare le aliquote, in ragione del fatto che invece non si è seguito altro e diverso obiettivo che era quello della razionalizzazione, del controllo, della gestione della spesa. Questi però sono argomenti intimamente legati rispetto a quello che poi è il successivo punto all'ordine del giorno, dove si va a effettuare una variazione al bilancio che tenga conto anche della copertura delle differenze, diciamo, di entrate che si sono maturate in difetto sia per effetto dello spending review che anche proprio per, si diceva prima, una scelta politica che non è nella direzione di contenere la spesa, ma è di aumentare le entrate. Capogruppo Commisso, prego. Sì, grazie. Noi crediamo che prima di chiedere cosa soldi ai cittadini bisognerebbe dimostrare che questi vengono spesi, cosa che a nostro avviso le precedenti amministrazioni, perché questa non potremmo impostare così tanto, anche se è chiaramente la continuazione delle precedenti, non possono sicuramente dimostrare di aver fatto. Prima di tutto colgo una contraddizione nel fatto che questo tipo di aumento di tassazione è in contraddizione con un altro provvedimento della giunta precedente che era il piano casa. Mentre da un lato con il piano casa si deve favorire, come dire, la spesa da parte dei cittadini, rimuovere l'economia in modo usando i risparmi eccetera, favorendo e anche in qualche modo facendo sì che il comune si rimetta, sostanzialmente è il comune che si rimette i fondi delle agevolazioni al piano casa, e con questa delibera in verità andiamo ad annullare quei vantaggi che in teoria ne è sintomo chiaro quella restituzione di 150.000 euro di oneri che andiamo a vedere, come abbiamo visto nella precedente variazione di bilancio, sono quelle ditte, che sono 7-8 ditte che hanno rinunciato al permesso di costruire, sono a nostro avviso il sintomo chiaro che questo tipo di azioni, che sono recessive rispetto proprio all'economia, non vanno bene. Dicevo prima che bisognerebbe dimostrare al cittadino che si usano bene i soldi. Io ho fatto solo una lista così di quello che mi ricordo io in questi 5 anni che ho passato in questa sede, con questo consesso. Ne cito solo alcuni. Per esempio, è stata fatta una transazione con l'avvocato Carlini e si ricorda per 270.000 euro. L'avvocato Carlini, tra l'altro, aveva fatto una richiesta di onorario che era il 50% più alta. Il comune ha incaricato un tecnico e ha speso altri 8.000 euro per questa perizia e aveva tutte le possibilità di non dico di denunciare per truffa, ma veniva citata dal tecnico una sentenza del tribunale che diceva che in caso di reato contro la pubblica amministrazione si poteva anche evitare di pagare questi debiti. Tra l'altro è stata una scelta, un accordo tombale, per cui non si è potuto neanche verificare se i precedenti contratti di questo avvocato erano sovraccaricati del 50%. Lei, sindaco, sa benissimo che è stato incaricato lei di questa, come avvocato del comune, di questa perizia, si ricorda benissimo che questi sono 270.000 euro, tra l'altro lei diceva che erano
264, quindi sono ancora di più, sono 280.000 euro che avrebbero potuto essere risparmiati e usati giustamente. È un po' una scusa, è vero che lo Stato ci passa meno trasferimenti, riduce taglie drasticamente, però è un po' come dire una foglia di fico questa storia. Faccio vedere per esempio il centro di Ottava Presa, era previsto un lavoro pubblico previsto per 350.000 euro, io non so se siamo arrivati a 850 o a 900, ho perso un po' il conto dei costi di queste strutture. A Ottava Presa, per esempio, adesso si va a demolire un depuratore fatto non più di 10 anni fa, 8 anni fa, non ricordo le date, e adesso viene demolito perché si fa un'opera diversa. Quindi sono tutti soldi, si vorrà per dire che sono magari soldi di altre amministrazioni, che sono della regione, eccetera, sono sempre soldi dei cittadini, sono soldi buttati via. Non parliamo poi del municipio, no, che può essere a costo zero, dove chissà se sono passati 2 milioni di euro completato, idem per il nuovo mercato idrico, non so se siamo a 2 o 2 milioni e mezzo da quelli integrati. Volete che parliamo della tavola del patrimonio? Il cavolo del patrimonio ha buttato via letteralmente circa 400.000 euro. No? Nella storia del partito Multipiano, la conoscete benissimo, ha dato un anticipo a una ditta che non aveva vinto, cioè una cosa, io credo che sia penale, ma una ditta che non aveva vinto l'appalto, era poi in corso un giudizio al TAR, ha dato un anticipo che non è più previsto da nessuna legislazione di 280.000 euro. Sono stati ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, e tutto un quantifico occhio, su variabili di qualche centinaio di migliaia di euro, almeno 400.000 sono costati. Si è dato al vecchio dirigente di quella struttura il 50% in più di quello che si poteva dare. Questa società ha in atto, ha in essere un contratto derivato che Dio solo sa quanti soldi costa. E io ho invitato il presidente della società a disdire quel contratto, perché ci sono esempi, ci sono già sentenze. Comuni di Ortona, Comuni di Milano hanno ottenuto l'annullamento di quei contratti, che fatti in maniera, in qualche modo, non c'era la capacità da parte, diciamo così, in modo morbido, non c'era la capacità da parte dei comuni di non erano in grado di capire che tipo di contratti andavano facendo. E quindi ci sono altri soldi che sono stati effettivamente persi, per dire adesso ci sono delle azioni legali con forma campo a cavallo. Ce ne sono, come volete, quella dell'ASVO, oppure della svendita dell'ASVO, della Paelitas dell'ASVO, vogliamo parlare della fine, oppure parliamo di un contratto fatto con la Proteco, un contratto che non è stato rispettato nei termini, addirittura è sforato nei tempi di 3 anni e 8 mesi, che si poteva tranquillamente ricorrere, farsi andare indietro, farsi restituire quei 420.000 euro, che so io, ma probabilmente qualche stanziamento per la strada. E quindi voglio dire, ne ho una serie, tralascio le altre perché me ne tengo per quando parleremo della tassa di soggiorno, ma ne ho una sfilza che non finisce più. Quindi andare a dire al cittadino ti aumento l'IMU, no? Perché altrimenti non riesco a chiudere i conti con tutto questo preresso, mi sembra un'assurdità.